La prima volta fu nel 1883. Da quando a Loreggia, nell'Alta Padovana, nasceva la prima cassa rurale italiana, sono passati 130 anni. Sono tanti anni, però la nostra presenza qui vuol dire che abbiamo creato valore al territorio, che il territorio ci considera un punto di riferimento, le nostre comunità si servono ancora in modo massiccio sul credito cooperativo. In Veneto ci sono 36 banche di credito cooperativo, ci sono 4.800 dipendenti del credito cooperativo. È una realtà solida, importante e che deve restare come punto di riferimento per gli altri 130 anni. La fiducia di proseguire in un cammino che, come ha superato 2 conflitti mondiali, ora può essere in grado di superare momenti di crisi pesante come quella in atto da anni. Gli istituti di credito cooperativo hanno caratteristiche peculiari da poter spendere. Sono radicati perché sono pronto e quindi hanno quel rapporto con i soci, con tutta quanta l'economia proprio del territorio, quindi riescono meglio, credo, di altre a capire le problematiche e quindi dare delle risposte. Sono capillari sul territorio, rappresentano il credito per la piccola e media impresa e sono sensibili anche a argomenti diversi da Basilea. Per celebrare l'importante anniversario, il Credito Cooperativo Veneto ha organizzato un percorso di 7 incontri, uno per provincia, per addentrarsi, come dice il titolo stesso, nel Veneto che produce. Qui vogliamo incontrare le categorie economiche per conversare sulle difficoltà, sulle opportunità, sulla situazione del nostro territorio. Questo è l'obiettivo di questo percorso di avvicinamento. La rievocazione di quanto fatto in passato si ferma tuttavia ad un momento di celebrazione che questi incontri intendono miscelare con i dettagli di un'attività definita ancora oggi in salute. Siamo una realtà importante, il credito cooperativo. 1/3 degli artigiani del Veneto sono affidati dal credito cooperativo, il 25%, quindi 1/4 degli PMI sono affidati al credito cooperativo, che è ben presente nel territorio a tutti i livelli, anche a livello delle famiglie. Noi veniamo da anni in cui abbiamo raccolto, abbiamo fino in cascina, questo ci permette di resistere in modo sicuro, solido sul territorio. E non per questo non soffriamo anche noi, perché non sarebbe logico che il credito cooperativo non soffrisse, visto che vive sul territorio, è il successo del territorio e anche il successo del credito cooperativo. È simbolico, perché vuol dire proprio l'avvicinamento della banca al territorio, l'avvicinamento della banca agli imprenditori, siano essi artigiani, industriali o agricoltori. Questo è il nostro obiettivo. L'obiettivo è conversare e capire qual è il nostro futuro, perché solo assieme possiamo costruire qualcosa. Un ciclo di incontri come quello veronese tenutosi alle cantine Masi di Gargagnago di Valpolicella, pensati per favorire lo scambio di pareri ed esperienze con le associazioni imprenditoriali e per ascoltare lamentele e problemi quotidiani. Uno dei punti negativi fondamentali è quello del credito e nonostante diremo anche l'apporto, oltre a quello delle casse rurali, diventa diremo difficile quello, specialmente con le grosse banche. Maggior snellezza e maggior velocità nella risposta, sia negativa che positiva, al fine che l'operatore si senta comunque considerato. Certamente le banche di credito cooperativo fanno parte del mondo di Confcooperative e noi siamo grati al mondo delle banche di credito cooperativo, perché in questi anni sono cresciute, hanno dato risposte, soprattutto in questo periodo di crisi, a tutte le varie, agli artigiani, ai commercianti, tutta la piccola e media impresa ha avuto aiuto e supporto da parte delle banche di credito cooperativo, quindi ha svolto un ruolo importante per tutta l'economia del Veneto, perché è ben radicata nel territorio e quindi credo che sia un esempio da seguire, e noi come Confcooperative siamo orgogliosi di avere fra le nostre associate le banche di credito cooperativo. 130 anni di storia alle spalle ed un futuro non chiaro che si delinea davanti. Tante decisioni non ci competono, nel senso che subiamo le decisioni del mercato, l'andamento dell'economia italiana, la subiamo chiaramente anche a livello europeo. Noi dobbiamo restare fedeli ai nostri principi, ai nostri valori, che è quello di supportare le piccole aziende, le micro aziende e le piccole e medie aziende. Questo è il nostro obiettivo, e anche sulle famiglie.